Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale. Vediamo Corto Maltese Font che rientra ad Attila e conquista il comando. Seconda posizione per Bellamente, Attila si ritrae ma non c'è posto alla corda. Bellamente serra sotto, all'esterno vediamo Zigzago P. Tanto l'errore di Bellamente consente così a numero Attila 3 Bellamente squalificato. All'esterno scoperto ora Zigzago P che si trascina Venanzo Jet, mentre in terza posizione lungo la corda c'è Zambana, poi via via tutti gli altri con Vaimo Blessed che chiude il gruppo. Tanto primi 600 metri di gara che se ne vanno in 44 e 6 ufficiale. In vantaggio quindi Corto Maltese, percorsie esterne Zigzago P, Attila di rincalzo, ancora Venanzo Jet, percorsie esterne. Più indietro c'è Babilonia Baba che precede Can dei Greppi, terza posizione lungo la corda per Zambana. Cavalli che affrontano così chilometro in 1, 15,9 e secondo passaggio davanti alle tribune con situazione tattica invariata, nessuno muove. Natura comunque discreta tra Corto Maltese Font con Zigzago P sempre proteso al largo, Venanzo Jet in seconda pariglia a 800 dalla conclusione. Accenna a muovere Babilonia Baba, è seguito da Can dei Greppi. Due erano anticipati da Venanzo Jet. Ancora nessuno fa la prima mossa e siamo a 600 dalla conclusione con Corto Maltese che si mantiene in vantaggio. Ora la mossa di Venanzo Jet che va deciso in terza ruota. E si appresta a superare Zigzago P, lo fa a 400 dalla conclusione, raggiungendo Corto Maltese, ma intanto progredisce anche Can dei Greppi. Can dei Greppi va deciso su Venanzo Jet che sta superando Corto Maltese Font. L'errore di Venanzo Jet che non era bello di andatura. Terza numero posizione 5 Venanzo Jet completamente della squalificato. piegata, e c'è anche Can che si distende e va a vincere per distacco, mentre per il secondo posto la lotta vede sul palo probabilmente Zambana, aver ragione di Attila. Successo netto per Can dei Greppi che sta letteralmente volando. Marco Stefani in sediolo lo porta a un bel primo piano per conto di Enrico Stefani e della Scuderia Nino. Andiamo a rivedere Can dei Greppi, vittoria per distacco nonostante i 20 metri di penalità. Sbaglia invece Venanzo Jet sul finire della piegata quando ha cercato di opporsi all'avversario. Il secondo posto lo conquista così Zambana, precedendo Attila. 11-7-4, questo l'arrivo ancora ufficioso dall'Arcoveggio per la settima corsa.